ho cercato di capire un po' qual era la situazione europea. Da parte di questo contesto un altro stimolo per me molto importante è venuto da un contadino che ho incontrato più volte, che mi disse un giorno questa è la nostra festa, ma tu devi andare a vedere dove va a finire questa questione, quindi andare oltre e cercare di capire in modo un po' più ampio. Dunque il contesto generale della ricerca è stato un'area dell'Italia centrale un po' meridionale. L'area inizialmente per me era quella dell'Italia centrale, poi in realtà avendo tentato un censimento per capire l'estensione di questo fenomeno, cioè la presenza di animali bovini nelle feste religiose in particolare, mi sono reso conto che era una sorta di epidemia che non potevo immaginarmi, per cui in verità a un certo punto ho semplicemente messo un confine per non andare oltre, perché ho trovato una grandissima quantità di feste, la maggior parte tuttora esistenti con l'uso di animali, quindi la sostituzione non è avvenuta nonostante c'è stato il cambiamento c'è stata la meccanizzazione dell'agricoltura, ma questi animali sono rimasti nelle feste esclusivamente per svolgere i rituali. Quindi ho fatto un censimento e sono arrivato a identificare circa un 95 feste in quest'area che possono anche essere classificate per tipologie, perché per tipologie areali, perché ci sono veramente delle zone dove prevalgono certi rituali più che altri, e adesso vedremo quali. In generale però potrei dire che rispetto al contesto europeo forse sarebbe opportuno parlare di rituali con bovini, perché in effetti la categoria onnicomprensiva di questi rituali è quella del bovino e non tanto del toro, che è un sottoinsieme della categoria bovina, così come le vacche, come i vitelli o le vitelle. Come ho detto prima, in questo caso nell'Italia centrale la prevalenza è assolutamente quella del bue, e dunque questo va anche a incidere ed è legato al tipo di identificazione che c'è tra l'uomo e l'animale, perché si crea un rapporto di omologia, possiamo dire, quindi toro-toro, bue-bue, oppure di trasfigurazione che va soprattutto nella direzione di bue verso il toro. Le tipologie che ho potuto rilevare sono diverse. Una degli interrogativi che mi ponevo era quello di cercare di capire se l'uso dell'animale fosse solo strumentale, cioè essendo un animale usato in passato per il lavoro e per il trasporto, semplicemente veniva tradotto nelle feste con questa funzione. In verità non è così, perché il bovino nelle feste compie tutta una serie di azioni rituali assolutamente costruite per il rito, ad esempio le corse con i carri, oppure la tracciatura di solchi, ma solchi che sono rituali e non chiaramente solchi del lavoro agricolo, la caccia, oppure la lotta anche, l'inginocchiamento e la partecipazione a processioni, ma con una forte identificazione con il santo, quindi non è semplicemente un trasporto di carri, ma è proprio un avvicinamento al santo che viene peraltro sancito dalle leggende di fondazione. Per l'appunto l'elemento ricorrente in queste feste è che c'è una leggenda, molto frequentemente, in cui viene definito il rapporto tra il santo e l'animale. Il bovino è onnipresente nelle leggende agiografiche o nelle leggende di fondazione di culti, sì, in genere sono leggende agiografiche. Quindi lo stretto rapporto tra animale e santo è un fattore ricorrente.
Direi di più, che le leggende sono in maggioranza rispetto ai rituali, cioè ci sono anche molti casi di leggende che poi non hanno dato vita o comunque nei quali la dimensione rituale si è perduta, però sono in assoluto la maggior parte con una relazione tra animale e santo. Un obiettivo che mi sono posto era innanzitutto quello di uscire da un certo modello arcaizzante della religione contadina, che ho ritrovato in molti tentativi di analisi di questi rituali, soprattutto quello della squalificazione pagana, cioè partire subito con un salto epocale di secoli per attribuire la presenza di animali alla resistenza di rituali precristiani o comunque pagani rispetto alla religione cristiana. Quindi l'altro elemento è stato quello di cercare di considerare la dimensione pienamente cristiana di questi rituali, o almeno di capire quali fossero i rapporti, perché siamo in un contesto cristiano-cattolico, perché appunto l'animale è onnipresente all'interno di questo sistema, perché il cristianesimo ha avuto molte evoluzioni e anche il rapporto all'animale, ci sono state molte evoluzioni che dobbiamo cercare di leggere in uno spettro temporale abbastanza ampio per capire anche qual è il rapporto attuale con l'animale rispetto ad esempio a 300 anni fa, quando gran parte di queste feste in realtà si sono strutturate nella forma attuale. In questo senso ho trovato molto stimolo da alcune lavori di antropologia, in particolare della scuola di Tolosa, ma anche dal lavoro di molti storici. Mi viene in mente Peter Brown quando parla di impossibilità del modello a due piani, o quando Gurevich parla di circolarità, trattando di questi elementi della cultura cristiana e della cultura contadina. Oppure penso a Carlo Ginzburg quando parla della conquista delle campagne, cioè di quel fenomeno che è stato soprattutto diffuso dopo il Concilio di Trento e che ha radicalmente cambiato o comunque indirizzato tutta la dimensione rituale, almeno dell'Italia centrale, sicuramente dell'Italia in generale, e cioè quello che è avvenuto è che attraverso una serie di missioni, di predicazione, di connessioni sempre più strette, questi elementi, forse prima presenti, sono provenienti da altri sistemi religiosi, sono man mano stati assorbiti completamente. In Italia, in particolare in quest'area, un modello di riferimento molto importante è stato il modello leggendario garganico, e cioè un modello leggendario in cui un bovino, in questo caso un toro, viene inseguito dal suo padrone e scappa, finisce in una grotta e il padrone, per cercare di prenderlo, lancia una freccia e questa freccia non colpisce il toro ma torna verso di lui, ma nel momento in cui avviene questo atto, questo toro sembra effettivamente essere impregnato di qualcosa di diverso, assume anche dei tratti iconografici che poi si ritrovano in altre leggende, in altri contesti, che ci fanno pensare che c'è una sorta di identificazione tra il San Michele e il toro. Questo processo di identificazione è stato quello che un pochino mi ha guidato nell'analisi poi successiva, perché in questo insieme di feste io ho scelto dei rituali, in particolare corrispondenti facendo attenzione a focalizzare il ruolo del bovino nell'azione e quindi considerando il bovino come un mediatore che si situa esattamente tra il santo e l'uomo e quindi svolge una funzione di comunicazione tra queste due dimensioni.
sono partito appunto dal primo binomio, che è quello santo-bovino, e in questo ambito di feste ho potuto rilevare che si procede da una maggiore identificazione, quasi appunto un'assimilazione tra animale e santo, a una congiunzione che è quella che avviene in un certo insieme di feste. Io ve le faccio vedere magari man mano. Questa per esempio è la festa della Vitella della Croce di Pastena, che è un paese in provincia di Frosinone. È un rito del maggio. In realtà quello che succede è che si riproduce praticamente la leggenda del ritrovamento della croce da parte di Sant'Elena, e ci sono tutta una serie di identificazioni. La vitella è praticamente identificata con la santa, che va nel bosco in questo caso, e presiede a tutto il cerimoniale dell'individuazione del taglio dell'albero, che è identificato con l'albero della croce, che poi viene riportato in paese, tra l'altro attraverso un sistema che utilizza anche delle vacche per il trasporto, ed è veramente una sorta di ritorno annuale di questa croce, che di fatto è custodita poi come reliquia all'interno della chiesa del paese. Un assetto simile alla festa di Sant'Urbano, dove questo vitello, che viene allevato per circa un anno, in realtà nella dimensione rituale va a riprodurre quello che avvenne nella leggenda di fondazione, e cioè il salvataggio di questo villaggio attraverso uno stratagemma suggerito in sogno dal santo, che appunto spinse la popolazione e i soldati a simulare di essere una enorme quantità, muovendosi in un modo particolare in questo spazio. E oggi è questo vitello che di fatto guida il movimento all'interno della piazza, e dando l'impressione appunto di una grande moltitudine. Ci sono il secondo livello, diciamo, di relazione è quello appunto della congiunzione, cioè gli animali e il santo compongono un'unità formale, ma non sono identificati. Quindi in questo caso è la corsa dei carri a Portocannone in Molise, dove abbiamo una riproposizione della leggenda di fondazione di questa comunità, secondo la quale un carro portando un'icona della Madonna di Costantinopoli percorse uno spazio di questo territorio. A un certo punto iniziò a correre verso una collina e si fermò su questa collina. Quindi su questa collina fu edificato il villaggio, fu edificata la chiesa, e tutti gli anni queste comunità costruiscono con grande fervore una competizione nella quale ci sono dei carri che di fatto si contendono di essere il carro leggendario, tant'è che il giorno successivo nella processione chi vince la corsa ha il diritto di portare la statua del santo. Un fenomeno simile possiamo riscontrarlo a San Pardo, nella festa di San Pardo a Larino, dove anticamente c'era anche una corsa. Oggi c'è piuttosto una successione infinita di carri che si articola con una gerarchia molto complessa, nella quale il primo carro è quello che ha il diritto di portare il busto del santo, che arrivò, secondo la leggenda, in paese sempre portato da un carro di buoi, che si impuntò a un certo punto e fece diverse azioni, tra le quali nascere una sorgente, inginocchiarsi e poi appunto decidere il posto dove fermarsi. Questa è la festa invece che ho studiato